Incontriamo oggi il maestro Gianfranco De Bosio, regista teatrale e cinematografico, sceneggiatore e docente di origine veronese. Lo ringraziamo prima di ogni cosa per l'opportunità di questa intervista. Intraprenderemo insieme un viaggio alla scoperta di luoghi, di persone, di collaborazioni che si sono sviluppate nel corso di una lunga e luminosa carriera artistica che dura da più di 70 anni, costellata dal successo e da importanti riconoscimenti sia in Italia che all'estero. Questo nostro viaggio alla scoperta di luoghi, persone e collaborazioni avrà come punto di riferimento il Veneto, regione alla quale il maestro De Bosio è legato da un doppio filo biografico e professionale. Partiamo dalla città di Padova, dall'università e dal suo impegno nella lotta al nazifascismo. Prima di tutto bisogna ricordare l'attività di alcuni professori che furono protagonisti. Concetto Marchesi, ben noto come latinista, professore di letteratura latina, e quello di Egidio Meneghetti, professore di farmacologia. Nelle cantine del suo istituto si preparavano le bombe, sarebbero esplose durante la resistenza, perché la mia presenza a Padova inizia nell'autunno del 43 e quindi ancora in piena guerra fascista. Finita la guerra, dà vita al Teatro dell'Università di Padova. Il Teatro dell'Università di Padova iniziò le recite con le coefore di Eschilo. Dopo le coefore fu Paolo Grassi che si interessò subito al Teatro dell'Università di Padova. Tant'è vero che la prima presenza a Milano del Teatro dell'Università di Padova fu al Piccolo Teatro. Dalle coefore di Eschilo al Pellicano di Strindberg, queste sono le primissime esperienze del Teatro dell'Università di Padova appena fondato e da lei diretto. Dopo lei si trasferisce in Francia per frequentare una scuola di teatro nella quale entra in contatto con i grandi professionisti e protagonisti del teatro francese, tra cui Dulin, Joubert e Lecoq. In Francia entrai in una scuola che si chiamava Éducation par le jeu dramatique, cioè educazione attraverso il teatro, il gioco drammatico, le jeu dramatique. Di ritorno dalla Francia continuò l'esperienza del Teatro dell'Università di Padova sotto la sua direzione. Ricordiamo all'inizio degli anni 50 la sua importante riscoperta del teatro originale del ruzzante drammaturgo padovano dimenticato da più di 4 secoli. Ricordiamo inoltre che nel 51 portò per la prima volta sulle scene italiane il teatro epico brechtiano e nel 53 con la messa in scena di Un uomo e un uomo, capolavoro brechtiano, si concluse l'esperienza del Teatro dell'Università di Padova. Da Padova passiamo a Verona, città alla quale lei è legato da un doppio filo, il primo biografico essendo la sua città di nascita, il secondo lavorativo. Per ben 2 mandati, dal 1968 al 1970 e poi dal 1992 al 1998, lei è stato sovrintendente dell'ente lirico Arena di Verona e le sue regie in arena hanno sempre riscosso uno straordinario successo. Ricordiamo a tal proposito la partecipazione a
ben 22 stagioni areniane a partire dal 1982 della sua Ida nell'edizione storica del 1913. Questo è un lungo discorso che si apre. Io ho anche pubblicato un volume sulla Ida perché è stata un'esperienza centrale del repertorio, costituito un lavoro di carattere scientifico piuttosto rilevante, come costruire, ricostruire lo spettacolo che inaugurò nel 1913 l'attività teatrale in arena. Parlando di luoghi non possiamo dimenticare Venezia, pensiamo al film Il terrorista del 1963, giudicato il miglior film sulla Resistenza dallo storico Aldo Schiavone su Repubblica. Pensiamo alle regie di prosa al Teatro Verde della Fondazione Cini negli anni 50 e 60, a quelle realizzate per la Biennale Teatro, alle memorabili opere liriche da lei dirette alla Fenice, alle messe in scena goldoniane. E qual è il suo legame con la città di Venezia? Prima di tutto il fatto che io ho sempre amato con particolare calore la città di Venezia e in un certo senso posso dire che la Serenissima, come veniva chiamata, ha sempre goduto una particolare simpatia e forse amore da parte mia. Detto questo come punto di partenza, io ogni volta che ho occasione di andare a Venezia sono felice, mi piace la città e ritengo che, malgrado tutto, la storia della Serenissima è la storia di una Italia maiuscola. Parliamo adesso di incontri. Il legame con il Veneto può essere letto anche attraverso due autori teatrali punto di riferimento nella sua lunga carriera di regista di prosa, Carlo Goldoni e soprattutto Angelo Beolco, detto il Ruzzante. Da Ruzzante a Goldoni fino ad alcuni nomi di scrittori veneti, esiste un teatro in lingua veneta che, perché di lingua si tratta, il Veneto di Goldoni, specialmente quello dialettale, il Veneto del Ruzzante, ovviamente, per quanto mi riguarda. Il Ruzzante, io devo leggerlo nell'originale, non riesco a capirlo nel linguaggio tradotto. E tutto il Ruzzante che presentammo con Zorzi aveva la traduzione italiana a fronte.
quello è stato il punto di compromesso, la traduzione per chiarire, per facilitare la lettura dell'originale, ma l'originale come linguaggio centrale. Incontri sono stati anche i rapporti di collaborazione nel corso degli anni con artisti e intellettuali veneti. Chi desidera ricordare? Per esempio la collaborazione con Misha Scandella, venezianissimo. Scandella è stato il mio scenografo preferito nella prima fase, prima dell'incontro con Luzzati, che segna la seconda fase di lavoro con scenografo, molto diverso da Scandella. Chi altro desidera ricordare? Neri Pozza è stato un grande amico mio e in questo senso l'occasione mi giunge felice per ricordare il valore della cultura. È stato una delle persone che ha più sostenuto la mia attività, e ne sono ancora oggi molto molto grato. E tra gli attori? Elvise Batarin è stato un attore molto particolare, dovuto a un fisico e a una capacità di fare personaggi vecchi anche quando era giovane, per la voce e il fisico, il vecchietto. Qualche altro nome? Virgilio Zernit è stato uno degli attori più fedeli che io abbia avuto e con una grande capacità interpretativa. Fu un eccellente menato, cioè un personaggio fondamentale nel gioco degli attori ruzzantiani. Menato è il compare furbo e un po' imbroglione, e Zernit aveva la capacità di essere insieme convincente negli imbrogli e fantasioso delle invenzioni. Per quanto riguarda gli intellettuali? Ludovico Zorzi è stato uno studioso di punta che fu molto utile per lo sviluppo della cultura teatrale fra gli studiosi. Cosa sempre difficile, perché spesso la cultura teatrale degli studiosi è zoppa. Qualche volta ha bisogno di conoscenza del teatro che gli studiosi non hanno e ne diffidano, mentre invece la conoscenza del teatro è essenziale.
iniziale per quanto riguarda la comprensione del teatro. Frutto della collaborazione con la compositrice Maria Gabriella Zen è il progetto relativo alla lettura integrale del Milione di Marco Polo in 4 serate. Il progetto faceva parte delle iniziative promosse dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del 750° anniversario della nascita di Marco Polo e debuttò al Teatro Fondamenta Nuove di Venezia nel 2006. Per la lettura del Milione venne utilizzata la versione in lingua italiana con inserti in lingua veneta e incipit in lingua francese. Le composizioni musicali a cura di Maria Gabriella Zen si ispiravano alle musiche di varie regioni d'Oriente, rielaborate con chiara sensibilità contemporanea. La lettura del Milione, di cui esistono 3 versioni, tanto successo ebbe questo precedentemente la nostra operazione. Come nacque questo progetto? Molto per merito di Gabriella Zen, che è una persona di notevole valore. Lei proviene dalla musica, è una notevole compositrice. Spero che riusciremo a riproporlo il Milione, perché è un'opera di un interesse enorme. La data di composizione è molto antica e credo che questo viaggio di Marco Polo nel Medioevo è un segno che poteva nascere soltanto a Venezia, perché Venezia aveva la cultura e anche il patrimonio locale di viaggi, attività mercantili come nessuno più in Italia ha realizzato. È curioso come, caduta la Serenissima, l'Italia perde la grande esperienza centrale, non laterale, dei viaggi e dei percorsi marittimi. Accanto alle parole del Milione di Marco Polo, alle composizioni musicali di Maria Gabriella Zen, vi è un commento visivo realizzato tramite le proiezioni delle miniature del XV secolo relative al Milione e le fantasiose illustrazioni di Lele Luzzati. Lele è stato un mio grande amico e ho tantissime cose sue per casa. Luzzati, o meglio Lele, come chiamavamo con mia moglie, è un personaggio veneziano in un certo senso, per il suo amore per il mare, per il suo amore per i viaggi però
a modo suo. Diciamo, Lele non si può mai definire come un personaggio unico, ha mille facce. La cosa curiosa è come cambiava da uno spettacolo all'altro, però sempre Luzzati, sempre la sua cifra poetica. Era un grande poeta del teatro. Ritorniamo al milione e al valore straordinario di quest'opera. Teniamo presente, oltretutto, che la più parte del materiale è stato diciamo così, messo per iscritto in prigione. C'è una prigione per cui è proprio in una prigione che viene quasi respirato come libertà il racconto del milione. Dallo spettacolo si passa poi nel 2008, in collaborazione con la Regione Veneto, alla realizzazione di un DVD contenente la registrazione integrale delle letture e le cartografie del viaggio. Adesso, sempre in collaborazione con la Regione Veneto, il progetto vede la luce in forma di audiolibro. Ragionando sulle prospettive di questo progetto, pensa l'audiolibro possa essere un modo per raggiungere anche le giovani generazioni? Accetto senz'altro la versione positiva e favorevole, l'accetto senz'altro come invito all'ottimismo. Parlare di tutto questo mi emoziona moltissimo. Fa parte della mia vita. Ci tengo molto a ringraziare la Regione Veneto per quello che potrà ancora fare. Siamo alla fine del nostro viaggio. Ringraziandola ancora una volta per la sua disponibilità, le chiedo di fare una sintesi della sua esperienza attraverso una frase che contenga questi 3 elementi: ricchezze, percorsi e territori. La ricchezza del territorio sta nei percorsi della cultura.